Che è tutta questa desolazione? Non capisco. Io credevo che fosse la diretta di Natale di Ignorant, e invece non c'è nessuno. Insomma, che è sta cosa? Vedo 3 schermi, vedo 3 stanze, vedo questo animale con questo uccello col cappello di Natale, vedo le tente gricce, chissà che belle tente però, che questo sarà un altolocato, un signore, un patrizio sarà, un patrizio, eh. Poi vedo questa stanza con quest'armadio, con 'ste manopole verdi, verdi, non ti ricordi? Mi ricordo manopole verdi e le corse di una bambina. Bei ricordi, bei ricordi. Ehm, ma io non vedo ignorante, questo è il problema. Vediamo se qualcuno mi può spiegare la situazione. Ecco, ecco. C'è nessuno? Hello? C'è nessuno? Ehi? Hola, E hola chi, chica, hola, chi sono hola, questi qua? muchacha, Hola, hola muchacha. Ah, grazie, insomma, grazie, non deve scomodarsi per così poco, insomma. Chi siete voi, eh? No somos los ñurantos. Ma io volevo ignorante, non lo ignorante. Chi siete? L'imitazione spagnola, messicana, No, che no, siete? nosotros somos la rispuesta a una domanda che nessuno ha mai posto. Risposta Ah, spagnola a una domanda che nessuno ha mai posto. in spagnolo, ecco, mi Spagnolo. sembra una definizione interessante, ecco, però insomma, cioè, è un inganno quello che state perpetrando ai danni di me, in quanto consumatrice, e di tutti i consumatori in questo momento presenti, perché voi non siete ignoranti, dove li avete cacciati ignoranti, eh? No Eh? entiendo las palabras. Facciamo le domande scomode, eh? Chi siete voi? Chi siete, insomma, eh? Identificatevi, insomma, fate Yo, vedere le vostre generalità, ecco. yo soy bonito de la Gertusa. O col Ah, catarro qua, con la Gertusa. Gertus, e che vuol dire Gertus? Che È vuol dire? la mi casa. Abiti nella Gertusa, che è una droga, una pianta tropicale, che è? Es una localidad turística muy bonita del México. Una località turistica bonita del Messico, se lo dici tu. E voi altri due, insomma, la lei che Virtuosa ha... de Panama. La Cartusa de Parma, ma insomma, voi altri chi siete, insomma? Uno alla volta, per favore, che... Yo soy María Concepción de Zamperón. Concezione, che tutte queste è che uno sputacchia, cioè capisco che hai tanta saliva con tutti quei seni che tieni, però insomma mi sembra un maleducato, no? Los capelos. Nella boca. Capelos. Ah, ho cabellos, ho capito, ho capito. E yo soy Juan Carlos de Burgarello. Juan Carlos de Borgareggio, interessante, interessante, El toro loco del Navilio. il toro loco, il toro Toro loco, loco. vuol dire... Luco, scusa, è Luco, traduzione, vuol perde dire... sempre la letterina. Vuol dire pazzo, indomabile, queste cose, coraggioso. Lucco. Lucco vuol dire, che vuol Coraggioso. dire? Lucco. Usa il treno. Loco. Com'è? Motiva. Loco perché usa il treno. Ah, usa il treno, ma a Borgarello ma mica c'è la stazione del treno. Ah no? Me l'hanno detto, ho sentito dire che non ci passa il treno, ma non c'è la stazione. Chilometros. Ah, ho Silvano. capito. Silvano? C'ho Silvano. le orecchie dure, come potete vedere, sono proprio plastica. Insomma, però adesso offriteci un po' di intrattenimento, insomma, no? Cosa fate? Sí, entretenimiento. Nosotros tenemos de la canción, Ah? una canción delicia che parla de povertà. Ah, però di Natale mi dice, no? De Natale de los Ñurantos. Allora a questo punto è andata, sentiamocela, sentiamo cosa ci avete da offrire, poi valuteremo. La canzone si chiama Nadal en Buleta. In buletta, ho capito. È familiare questa canzone.
Guarda come muovo los barbisos. Complimentos, complimentos. Questo è intrattenimento. Allora facciamo Altro che... tutta la diretta che muove i barbitos lì. Che ne dici? Va bene, suonos. Prego, prego. Yo quiero comprar al supermercado. Yo quiero comprar, ma la mia carta le stai bloccando. Soy senza danè, le non bel mastè. Soy senza danè, chissà perché i fa mai a sé. Senza regalo per la muchacha, come farò a far la serenata? Ogni Nadal son più sei in buleta, i me duele il bancomat. Senza regalo per la muchacha, non tirerà tre una sabata. Ogni Nadal son più sei in buleta, i me duele il bancomat. Le care salà, al conto da pagare. Le care salà, chissà sta nonna la muterà. La ricuerà la settimana passata. La ricuerà, valeva il caghetone e le schia. Senza regalo per la muchacha, come farò a far la serenata? Ogni Nadal son più sei in buleta, i me duele il bancomat. Senza regalo per la muchacha, l'amtirerà tre una sabata. Ogni Nadal son più sei in buleta, i me duele il bancomat. Ma quanta firma la banca la fa? Ma quanta firma o dai via il cude da nei arriva. Ghitas da pagare, bulet e retra. Ghitas da pagare, mi gusta poco il bursin scuda. Senza regalo per la muchacha, come farò a far la serenata? Ogni Nadal son più sei in buleta, i me duele il bancomat. Senza regalo per la muchacha, non tirerà tre una sabata. Ogni Nadal son più sei in buleta, i me duele il bancomat. Io son cucador, me gusta il pandor. Io sono un cucador, ma senza sgay ho perduto l'amor. Oh, che bello, insomma, signor Bonito ha detto, giusto? Bonito della Certusa. Bonito della Certusa, insomma, no? Mi sembra giusto. Giancarlo, ti devi smutare, Juan Carlos, se no non lo possiamo sentire, l'abbiamo ammutata, se no la performance del signor Bonito non era ascoltabile, ecco. Ma insomma, ma adesso voi che siete caghetton, voi immagino che abbiate tante cose da dire, no? Da fare, Somos insomma. los ignorantos, non ha capito nada la signorita. Non comprende, Loca. Ma io, allora, innanzitutto, Loca lo dici a tua sorella, ecco. Ma passate di dietro. Lo conocemos la sorella, conocemos, un saluto alla sorella. Un saluto alla sorella, però comunque, cioè, capisci, io c'ho un'età, non è che mi si può insultare liberamente come se... A che cosa? Authoritas. Authoritas, giusto, vedete che mi insegnate anche un po' di parole della vostra lingua vostra che io non capisco perché io sono una povera meridionale. Ma insomma, vi siete piaciuti, però la canzone aveva un bel ritmo, aveva un bel... Grazie, poi aveva comunque, anche se è così un po' estiva, però era anche natalizia, mi è piaciuta questa combinazione, non so, che delle mie due stagioni preferite, il Natale e l'estate, ecco. Avete degli altri pezzi? Perché insomma, io più vi ascolto, meno mi piace l'ignorante. Abbiamo tanti, señorita. Noi siamo un gruppo spagnolo molto conosciuto nella provincia di Pavia e anche un pochino del sud di Milano, tipo Rossano, Binasco, La Ciarella. Ceranova. E adesso cosa c'è?
È Era ancora più nuova. C'era nuova, c'è nuovissima, questo vi state dicendo. No habemos un repertorio de tantissime canción, un'altra ne habemos, que se llama El Caguetón. Ma è una il caghetton. El Caguetón. Es una canción estiva, ma anche natalizia, perché dopo le festività il Caguetón arriva. Dopo giusto. abbiamo mangiato il panettone, l'abacchio, lo strudel, e il Caguetón arriva, perché fa fresco e l'aria la passa sotto il poncio e tac, arriva sulla pancia e... E il poncio diventa una tenda canadese. E diventa Canadiglia. Canadiglia. Ma mi Ma credo anche Popez. Come? Escono anche Popez. Le Popez? Cos'è le Popez? Ah, le zinne, dici? Ah, le zinne, ho capito. Cosa è così? Zinnes? Ma volevo capire una cosa, se è possibile, ma insomma, quella canzone di prima parlava della povertà e questa parla degli escrementi, insomma. Ah, ho capito. È un argomento natalizio. Parla della mierda, proprio la mierda. Ah, ho capito, ho capito. Un saluto a tutti i bambini a casa. La sentimos? La sentimos? Sentimolas, che mi piacete. Mi spiace che non avete altri pezzi, se no ascolterei solo voi nella mia vita, ecco. Ma arriveranno. Prego. Un attimo che, insomma, prego. Fate la vostra Al matrimonio della zia Giovanna imballa tutti una danza strana alla mano chi sulla cintura la noce il ritmo la raspadura in la cabeza la otra mano e dopo muovete piano piano un passo qui un passo là e todo el mundo le trebala le no una danza le malta panza de su Fernando chiama l'ambulanza ai Maria loca la cria veni un attacco de disenteria Dolores. In dal villaggio da Marsalam l'animatore faleva Iman prima l'izquierda poi la derecha e poi in crouton parla cucaracha la balla al niño bello bronzato la balla al nonno dopo il gelato del tormentone della bella stagione sabbia e vento e scalmanon le no una danza le malta panza de su Fernando chiama l'ambulanza ai Maria loca la cria veni un attacco de disenteria Dolores. Sali in piedi, mi sette ciappa la caghetta, muove la cintura e tira giù la braghetta, sta in crouton, balla reggaeton, mangia rigi bianchi e ciccia un po' da limon, lesta l'arieta, dopo la biretta, vamos alla playa ed in piedi la careta, la noche caliente, se te mangia picante. Le no una danza, le malta panza de su Fernando chiama l'ambulanza ai Maria, loca la cria, veni un attacco di disenteria, Dolores. Oh, ma che bello, che bella questa canzone, tutta ritmata. Scusate, mi è caduto il foulard. Che bella questa canzone, c'è anche il ballettino, è molto bello, molto bravi, devo veramente fare i complimenti con voi, che siete venuti su bene, siete venuti bravi, avete proprio un certo, ecco, no? Talento, ecco, un talento innato. Grazie, signorita. Ma chi è quello lì? Escúchame. E ora io vado. Dove vas? Dove vas? Vado. Todos se ne vanno. C'è il caghetton? Ah, ho capito. Arrivederci. Ma chi è questo signore qui? Ah, ma lei è il Sigula. Guardi che è sempre muto lei, è sempre muto e non la stiamo sentendo. È perché e io che facevo i complimenti a questa bella signorina qua. A me?
Oh, ma lei non deve, insomma, non deve... Ma è un non ospite deve- nuova? un ospite nuovo. Sente, signor Ignorando, sente, non è che ci può lasciare soli un attimino, eh? Infatti io Ah, quasi quasi vado perché mi pareva una situazione un po' complicata. guarda, è stata Grazie, via grazie. Ecco, Buenas esatto. noches a todo, alla signorita e al vecchio. Sì, sì, Buenas noches. levati Guarda come dai funziona. sì, sì, ecco. Oh, ma lei mi pare che è il famoso signor Segula, no? Famosissimo, mi conosce, ma no, Certo, lei mi lusina. come si fa a non conoscere una personalità, insomma, della sua caratura, del suo fascino, ecco. Ah, io vorrei conoscere lei. Ma adesso, Dai che la signora, vegna lei. vivo a Certosa da tanti anni, insomma, sono una Sì, mi conosci certosina, tutti, Certosa. non Conosci conosce, non conosce me, ma quelli, forse quella e quell'alter. è Tutti. quell'altro, anch'io conosco l'Alter, Sì. il Walter lo conosco anche io, però insomma evidentemente non abbiamo le stesse frequentazioni, signor Segula, ecco, No, ecco. ma è un peccato, né? Ma senta, ma lei è libero, eh? È Io sono, single? lei sono sempre libero. Ma come mi fate arrossire? Sono più Ma, rossa di questo. Ma chi, insomma, guarda, ma chi- se non fosse per il mio defunto marito, io insomma, un pensierino ce lo farei, eh. ma- Ma quello scusa, lì è... ma Scusate, ma uomini e donne? No, vecchi e Quando si vecchi. incontrano i vecchi? Sì, la vecchia romagna. io sono una velona. Ah, molto bene, molto bene. Cosa Ecco. sta succedendo? Questo che doveva essere la diretta dei Newrant. Ma lei si presenti Infatti, ma la in venga anche a me, mi sogna a salutare, a salutare. io mi aspettavo questo ritardo nella presentazione, insomma, ecco. Vabbè, insomma, Lei è avete arrivata. fatto le vostre cose, i vostri inciuci. Adesso io sono qua per la barzelletta del Sigula. Cioè, Posso sono proprio ascoltarla anche io? qua. Posso ascoltarla Mi- anche io? Eh, Poi vado a farmi un attimo una camomilla, che tutte queste emozioni, queste palpitazioni mi hanno fatto venire l'ernia al disco. Qua. Non me l'aspettavo la barzelletta, Come non se l'aspettava la sì, barzelletta? me l'aspettavo più. Lei è il Sigula, insomma, no? È famoso per Sì, la fa barzelletta. quello di lavoro, fa quello. Lei sbuccia le cipolle e dice la barzellette, no? E sicuro vuol dire quello, no? Che sbuccia le cipolle. Posso raccontare quella del Niki Lauda, Quello che è sfigurato, che è bruciato. e che aveva una robetta che gli mancava un pezzettino d'orecchio, ma lui cercava sempre ingegneri. Eh, Allora un giorno arriva lì, arriva il primo, legge il curriculum e fa, ma Queschile è bravo, Queschile è proprio bravo. Allora arriva, entra il primo dell'agenda, quello col curriculum fantastico, io l'assumerei subito solo con la sua esperienza, ma mi dica, lei vede qualcosa di strano in me? Quello là lo guarda e fa, ma non è che a lei manca un orecchio. A me manca un orecchio. Va ferro subito da chi è? Ma che io vado ad assumere uno che mi viene a dire queste cose qui. Ferro subito. Ah, quello là va Niki via. Lauda parlava il dialetto padano. me lo stavo chiedendo anche io. Era cugino di lingua. Ah, Cioè, perché sì, il tedesco e il dialetto sono suo così. cugino veniva da Pavia, ecco. Ah, ho capito. No, allora Tiziano entra il Bravo. secondo, no, che ha sentito tutte le urla, allora dice, oh madonna, chissà perché si è arrabbiato. E fa, legge il curriculum, questo è un po' più bravo, io lo assumo. Ah, fa la solita tiritera, a un certo punto gli dice, ma vede qualcosa di strano in me? Ma io, guardi, bene, perché deve darmi una risposta, se no io la mando via. A dire la verità, io vedo che lei non ha un orecchio. Non ho un orecchio, ma va a fare subito da chi? Mi interessa niente, va a fare, e fa, no, più vedete. Ecco lì, e va via, buono, testa bassa. Arriva il terzo, che sono me. Quando eri piccolino, giù, il mio curriculum faceva più schifo, vabbè, non sono mai stato un ingegnere. Beh, insomma, voleva mandarmi via subito, fa, no, che schifo questo è proprio una snow, no? Però vabbè, io lo faccio entrare lo stesso, è venuto fino qui, ha fatto la fila, entra, entro. Mi fa la cosa, ho detto, vabbè, faccio la domanda di rito, perché tanto l'ho fatta a tutti gli altri.
ma lei vede qualcosa di strano in me? Lo guardi per bene. Lui porta le lenti a contatto. Bravissimo, è assunto, fantastico, firmi qui, bonus, tutto quello che c'è. Ma do una domanda, ma come fa a sapere che io ho le lenti a contatto? Per forza, senza io regge, io c'hai, non è che gli metta. Io mi devo assentare un secondo. Io direi che è meglio suonare il sigula. Ok, io vado a farmi una camomilla, continuate a divertirvi, che insomma evidentemente vi divertite voi. Al sigula le setain su una cadrega, la dundina mei sos. Vutantan cuntà del campanì, d'un sit da smingar. In dal dil fa la cunta di tratur, che un po' tamme il signor, e camminano in sta risara. Conti fiel, chi se neanche più salghe, ormai tu mai ne vude, e gadano un po' da tra. E cui c'è sbaratà, ascoltano i rob che il gada racconta. Perché il sigula quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che parevan chiute, che parevan chiute, che parevan chiute, come so calzon. Perché il sigula quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che parevan chiute, che parevan chiute, che parevan chiute, come so calzon. Wey! La 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 al cigula lei una pianta da cicoria, tira gran punta al barbera, all'usteria fa baldoria, un fiaca al tarnegheva, una faccia bella no, ma tutti i fiori che era. Era stai so al cigula lei un bulo quando gherdan da pesca se te in mezzo ai patacchi mai calci che va la brassa un bel tira tir su una carpa da gispan più di vol che la quinteva il scuteva slargaima perché il sicura quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che parevan chiute, che parevan chiute, che parevan chiute, mi so calzon. Perché il sicura quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che parevan chiute, che parevan chiute, che parevan chiute, mi so calzon. Wey! La 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 il cigula il bestemmieva e parleva con il signor era un rapporto strano che le sembrava malor fin da piccolo testa allergico al film di Candì ma sta che va da bisogno ma che era mal da dire il cigula in la sua vita la lavoratrice da quei mesi a giornata perché dopo il 70 vesti male al dir la festa vesti ben per un givacco spirit contraddizione con la fortuna dentro il sacco perché il sicula quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che parevan chiute, che parevan chiute, che parevan chiute, mi so calzon. Perché il sicula quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che parevan chiute, che parevan chiute, che parevan chiute, mi so calzon. Wey! La 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 al sicura arrideva fino a che non poteva più adesso è una dentera la rida per lui il sabato e la vestaglia a ripensa a stiano in dre quando imparaste al mondo l'era un bel mestiere. Ci avete una mezz'oretta per aspettare. No. Taglio? Vado. Perché il sicula quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che parevan chiute, che parevan chiute, che parevan chiute, come so calzon. Perché il sicula quando l'er giù in al saltevi fos prallunghe che
che pare mancur, che pare mancur, che pare mancur, come so calzon. Wey! La 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 Buonasera. Ma che vedi bene? Bene. Che vedi no bene? Proprio Babbo Natale? È Babbo Natale! Ma quello lì è il Sigula. Si sente fin lì? Ma me lo ricordavo fin quando ero una cipollina così. Ma perché Babbo Natale è di Bergamo, c'è la cadenza di Bergamo Babbo Natale. Bravo. Già. Sempre 3 a lavorare, È perché sono passato da Bergen a vedere se c'era posto per parcheggiare la slitta. Quanto è grande? Perché io ovunque vado prendo il dialetto della zona. Tu? E tipo quando vai in Liguria? E Belin, guarda che quando arrivo lì sono tutti tirchi, né? Adesso è uguale al Gabibbo. Quando va a Firenze? Ma bucaiola, guarda, lascia stare. È una roba che c'è Lorenzo che mi fa venire matto, guarda, è una roba che... E quando va a Napoli? Devo parcheggiare la slitta in coppo o Vesuvio, no? E però c'è sta un calore da sotto e tutte le volte mi fermo, poi vado a Eboli e mi fermo a Eboli, come il mio amico Cristo. Bene, bene, no, sarei stato qua ad ascoltarla per tutte le altre 18 regioni, però. Ma non abbiamo tempo, no? Bene, e quindi il Sigula se ne va, e quindi voi vi conoscevate? Non Sì, ma io me lo ricordo, adesso parlo normale perché sto parlando con te. Si Me lo ricorda? ricordo fin da quando ero piccolino, così una cipollina da cocktail praticamente. Era bravo, però delle volte faceva le marachelle. Gli portavo sempre la canna da pesca per pescare i pesci. E infatti poi è andato avanti fino a che è diventato vecchio. Ha sempre esagerato sulle Ma dimensioni. mi sono sempre divertito, grazie. Ma prego, prego. Buon Natale, Babbo Natale, vivo! Arrivederci, fai bravo, se no ti porto il carbone. Grazie. Arrivederci, signor Sigula, arrivederci. Ma che piacere avere qua. È stata una diretta un po' particolare perché prima delle interferenze c'era una vecchia, poi finalmente è arrivato lei, Babbo Natale. Ma quando va a Roma come parla? E che te devo dire? Sono andato da uno, no, che voleva tutte le verdure, piselli, carote, verze, cavolfiore, c'è una pugliose di verdure, capito, no? Però non ce l'avevo tutte perché è una stagione, capito? Quindi... E in Molise? Molise non esiste. Vabbè, comunque, insomma, tutto bene, signor Babbo, anche in quest'anno un po' particolare, riesce a fare i consegni, è tutto previsto, tutto a posto per il 24. Io inoltre devo dire che devo svelare un segreto. Io in realtà sono il Re Belot. Il Re Belot in questo periodo dell'anno si trasforma in Babbo Natale per regalare un po' di gioia, un po' di speranza alle persone. No, non lo sapevo, o almeno signor Babbo. Avevo notato cambio solo il vestito. Non ho capito. Dato che avevo notato un po' di somiglianza, però cambio solo il vestito. È un po' più bello questo. Cosa dice, signor Babbo? Facciamo ascoltare a chi ci segue la sua canzone? Certo, sono qua apposta. Bene, allora la suono. Prego, prego. Questa è una storia d'un re senza corona, con una barba bianca,
la parfaiata brina, hai ben parit cultura, un bagname una risaia e spala il suo mantel, che il parfai da nebbia. Disancle un forester, disancle un negromante, il parche il vaga in gir, senza le mudante, però col sa baston, arruga la pulenta, e piove il su, e mai che il salumenta. Salgava renda al suo basto, terrebelo, un po' da melga, un po' di riso, terrebelo, al suo castello che andò, terrebelo, per quanto vai al fantasot, terrebelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 è lui che fa cambiare i colori della campagna, è lui che decida al tempo della vendemmia, se l'aria è leggera al fame di montagna e il meta la fuschia quando magari senza paura di troll, di draghi col Qatar, al meta su un po' d'autan, mi sfa con ti zanzar, e se una strega rabbiosa, la scancella e pulu, lui c'ava un tot d'asfalto, e il fagnifera un fiu. Salgava renda al suo basto, terrebelo, un po' da melga, un po' di riso, terrebelo, al suo castello che t'andò, terrebelo, da fa trovare al fantasot, terrebelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Che bello! Un altro ospite questa sera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Oh, ma vedo che c'è il mitico Babbo Ciao! Natale. Babbo Natale. Ciao, innanzitutto, no. Io sono un artista, Allora, mi deve Scusi, dare una roba alla delle... volta. Salutiamo Babbo che c'ha gli impegni, c'ha la slitta. Arrivederci, io vado. ciao Babbo Natale! A Bergamo da molto tempo. Ci fa un saluto dall'Emilia Romagna? Dai. Ma basta ne? No, questo è Piemonte, ho sbagliato. Ecco, basta. Sorbo, Andate in corto! Babbo Natale ha rovinato tutto. Basta, rovinato tutto. Babbo Natale, resti un attimo all'ascolto perché ho delle parole per lei, per dopo, eh. Però anche dopo, nel senso, io so che lei ascolta comunque, insomma, può anche andare, insomma, a consegnare i regali come prosegue, come prosegue, insomma. Allora vado, che ne ho tanti da consegnare. Va bene, vada a lavorare, insomma, lei che lavora solo una volta all'anno, lo faccia, ecco, lo faccia. Buon Natale a tutti. Natale, Babbo Buon Natale. Natale! Hai visto Gianca che c'è un altro ospite importante? Pieno così di ospiti oggi. Così, alla faccia del lockdown. Alla Cioè, faccia del lockdown, sì, sì. Sì, io ci tenevo... No, prima mi presenti, insomma, sono una personalità, No, devo ci essere mancherebbe. presente. È il nostro più fidato e stimato e più culturato. poeta. Sono io. Noi ormai da anni come Ignorant fondiamo la nostra musica con altre arti, come appunto la poesia, e in 9 minuti il sommo poeta qui vicino a noi ci racconterà qualcosa. Me ne bastano solo una manciata. Beh, Poi... Attilio Maggiustar, tra l'altro. Grazie, sono Attilio Maggiustar, sono il più grande poeta dialettale che non parla in dialetto del mondo, e ho una canzone che non è una canzone, è una poesia dedicata a voi, al Natale.
Grazie. Prego. Sì. E fa più o meno così. Buon Natale si intitola, perché ero molto originale quel giorno. Ma si intitola, fa parte del titolo o è Buon Natale o Buon Natale si intitola? La Perché anche la sua idea è talmente bella che d'ora in poi si chiamerà Buon Natale si intitola. grazie, sommo poeta maestro. Sono un poeta inclusivo. Buon Natale a tutti quanti, ce lo siamo meritanti. Buon Natale a chi sta a casa e non si lamenta, a chi è impaziente e non commenta, a chi ha paura e tiene duro, a chi senza affacciarci ci tiene al sicuro, a chi è in corsia che tutte le feste gli porta via. Come farà Babbo Natale con quella panza e il distanziamento sociale? E la Befana, povera vecchina, darà carbone a chi non usa la mucchina? Ma meglio di tutti è la stella cometa, che precipita in testa al bulletto al mercato, al finto indignato, al cuore egoista e lo trasforma in un buono un po' meno arrabbiato. Buon Natale a tutti noi e in videochiamata anche alle mogli, ai buoi e ai paesi tuoi. Grazie. 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 Buon Natale si intitola, è proprio una bella poesia. Buon Natale si intitola. Molto bello. E l'anno prossimo vorrei concentrarmi su Buon Natale si intitola la seconda. L'arte mi chiama in questo momento, per cui la mia assenza è già subita, per cui io ora sparisco e lascio le dolci suadenti note della sua musica, signor Nurant, come nome collettivo, subentrare alle immagini di disperazione che abbiamo subito finora in questa diretta. Madonna mia. Grazie, signor. Grazie, Attilio, signora giusta. Alla prossima. Commosso. Tristezza infinita. L'arte non fa sconti. No, Tristezza, ma che lascia un sorriso e un pensiero. È per questo che non c'è il Black Friday dell'arte e neanche i saldi dell'arte, perché non fa mai sconti. Addio. Il Batman della poesia. Madonna, fiocchi di balco. La poesia è bellissima. La poesia è bella, però il post poesia. Bravo, pesante. Vabbè, ragazzi, sì. Cosa dite? Cosa facciamo un'ultima bella canzone pseudo natalizia a tutti quelli che stanno seguendo la diretta, che non abbiamo ancora salutato, tra l'altro. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ragazzi, buon Natale, passatelo bene, insomma, per quanto potete. Assolutamente. Allora, metto l'apparecchio per i denti, che magari poi mi serve. Preso con Black Friday? No. Strano sentirti con la tua voce. È sempre stata la mia voce da 34 anni questa. Come fa Babbo Natale Veneto? Se è un Natale un po' difficile. È come Valentino Rossi. È difficile, ha applicato la croce di Burnout. Ho tutto lo slitch di Burnout, ho sposato che insomma te. Ciao. Vabbè. Scarneglia, dal 3 da dicembre la vegna, la borla giù si cansa la campagna, chissà la fissa stai a tutte neve. Scarneglia, stasera la memoria la si sbaglia, e bin le stravacanze la tuaia
guai, fantasmi saltan fuori dal pulmone. Santa Lucia, le propin dal di più sicur che sia, che la paura la tacura dre, quando che scursa tan fuori pensè, quanta travai, quanta travai. Scarnebia, ma mali osta e calte mica il cambia. Andregni rusan tamme una tenaia, oiaia, la strieri che dispresi dal buio. Scarnebia, un drago che si nasconde nella risaia, fa no dal cioc se no dopo sarabia, il degno che mangia i souvenir. Santa Lucia, le propin dal di più sicur che sia, che la paura la tacura dre, quando che scursa il tan fuori pensè, quanta travai, quanta travai. Scarnebia, nel fondo una lanterna le famiglia, la scalda la luci se la consiglia, e ranchi la paura col sgulò. Santa Lucia, le proprie dal di più sicur che sia, che questa vita la mare regala, un'altra occasione ma resta senza via, quanta travai, quanta travai. Bravo, Belli che siete, ragazzi. bravo. Che bello vedere Ignorante al completo. Sì, finalmente basta questi travestimenti ignobili. Quindi non c'era veramente Attilio Maggiustar? No, vi devo anche svelare un segreto, i ignorantos sono ignoranti in realtà. Non lo sapevate voi stessi. Non ce lo dovevi dire. Non ce lo dovevi dire. Non lo dovevo dire. Che bello vedervi con tutte le lucine. Ma che bello che è Tia. Mattia, buon Natale! Mi sono fatto l'orecchino, avete visto? Guarda. Ma di secondo nome fai Pino? Pino di Natale, sì. O Abete? Pensavo Daniele. Pino di Daniele, cioè. Pino di Daniele. Pino Silvestre anche, che è famosissimo nella profumeria. È vero. Grande cantante. C'è Daniele poi Silvestre. C'è il San Silvestre che fa un casino perché mette insieme tutte le robe. Poi c'è anche Daniele Silvestre. Vabbè, come state? State bene? Sì. Credo di sì, insomma. Oggi non sappiamo bene che giorno sia oggi, ma è un giorno prima di Natale, è un giorno di grande attesa per tutti noi, insomma. Aspettiamo di mangiare, insomma, aspettiamo come tradizione. Ma potremmo iniziare subito? Mi sembra una grande idea. Insomma, in diretta dei Ignorant che si rispetti. Allora, aspetta un attimo.
Ma scusami, ma siamo a distanza, come facciamo a mangiarlo? Io non ce l'ho il panettone. Ma voi, allora, cioè, non capite la tecnologia, ragazzi. Quest'anno, con tutto questo distanziamento sociale, ci siamo abituati a reinventarci. E quindi, innanzitutto, i panettoni presi dalla scatola sono già tagliati. Ed è Ma è straordinario. non c'è sempre. Questa è una novità di quest'anno, però. È una cosa di quest'anno, per non star lì col coltello, le robe. Tac. E poi guarda, basta avvicinare al monitor il panettone e chi sta dall'altra parte tipo Gianca, ciapa chi, là, prova un po', ecco, vedi, semplicissimo, e si mangia il panettone. Ma scusa, ma agli altri non lo dai? Cioè voi cominciate a mangiare senza di noi? Buonissimo, eh? Che maleducazione è questa? Chi lo vuole allora? Io. Vieni qua Paolo. Grazie, aspetta che per me... Indietro. Aspetta un attimo che si è incastrato sulla Francia, un attimo. Ce la fai? Perché lui è più lontano, c'è la manica. E c'ho la manica, e mi si è incastrata la manica. Si è incastrato nel polcino? Aspetta un attimo, aspetta. Ok, ce l'ho. Oh, eccolo là. Però a me è arrivato un panettone piccolo. Mi sa che c'ho dei problemi di connessione. Ma perché i francesi l'hanno sgagnato un po'. Ma mi sa che c'è dei problemi di connessione, mi sa. Sur le pont d'Avignon, ma mangi tutto il panettone. Pensavo un'altra cosa. E adesso Tia non lo dai? Sì, Tia, giusto, aspetta. Buonissimo, Tia. Adesso a te a San Perone arriverà in un attimo, dai. Vai, Tia, tu sei qua dietro le campagne, arrivi subito. Grazie, aspetta, Le. Ma come? Ma com'è possibile? Mi è arrivato un torrone. Traturone, panettone. Sì, perché farina. La mangiuma San Pro. Mangiamo San Pro. No, è anche quello morbido, così fa bene, cioè, per i denti, insomma. Anche questo è andato bene, perché il panettone duro è difficile da mangiare. Lo mangio. Il mio è un po' duro. Vabbè, ma... Buone. Non è che ne hai ancora? Sì. Lavorato? Sì. Vai. È ghiotto, Gianca, È buonissimo questo qua. Ma lui deve crescere. Grazie. Ma a me sembra che anche quella di Gianca non sia uguale a quella che gli hai mandato. Mi sembra più alto il panettone di Gianca. Ma no, perché sveglia la telecamera. Lui è più alto di me, quindi ha il panettone più alto. Ma scusami, io sono più alto di te e ho il panettone più piccolo. E lì è la connessione. A me sembra che c'è qualcosa che non mi state raccontando, ecco. Comunque, direi con questa bella immagine di panettoni riuniti. Aspetta che ne è rimasto un pezzo su internet. Un attimo, scusate. Aspetta che questo pezzo qua è rimasto sulla Repubblica.it. Un attimo che lo sposto. Questi qua sono piano piano? Sta arrivando tutto piano piano? Sì. Ragazzi, ve lo farei assaggiare perché è veramente buono sto torrone. Ti becca qui, ti fa un male. Dammelo un pezzo, aspetta. Aspetta, che ce l'ho, Aspetta, stai lì, eccolo. Hai preso? Sì, ma è arrivato un altro panettone, però. Che problemi c'è il culo? Ci vede che c'ho un problema io. Vabbè. Comunque buono. Potevamo fare la diretta solo su sta cosa, praticamente. Sì, è bellissimo questa cosa qua. Di star lì a mangiare tutta sera potremmo star lì. Vabbè, dicevo, mandando giù il panettone. Questa bella immagine di panettoni che si mangiano sotto le feste. Direi di salutare tutti i nostri ascoltatori. Altra che? Sì, ma prima mastichiamo che non si parla con la bocca piena. Giusto. Scusate. Insomma, quest'anno siamo stati un po' lontani dai concerti. Non sappiamo in realtà quando avremo modo di tornare a suonare dal vivo, quindi di rincontrarci alla fine. Ma anche fra di noi, Anche fra di noi, effettivamente anche fra di noi. Però, insomma, quello che vi possiamo dire, credo, si può dire, è che questo anno lontano dai concerti lo abbiamo utilizzato per fare cose.
e quindi voi restate sintonizzati, magari prima o poi succede. Arriva qualcosina. Arriva, aspetti, non so fare così. Anch'io. No, ma sembra una paresi, ma ti è venuto bene. Poi dopo, quando edito il video, lo velocizzo. Ma non siamo in diretta? Siamo in diretta, sì. Ma io edito il tempo. Nelle future... Buon Natale! Buon Natale, amici. Ragazzi, Natale ignoranti. Grazie Ciao a a tutti. voi per volerci bene. E ascoltate la musica, Anche spagnola. anche spagnola. Soprattutto spagnola quest'anno. Soprattutto spagnola. E iscrivetevi a tutti i nostri canali, tanto se l'avete già fatto, perché sennò non ci stareste vedendo. Ciao! Ma dite Ciao. ai vostri amici di farlo. Esatto, obbligateli sotto tortura, perché la Ciao. tortura è Natale. Dai, ciao! Fine! Beh, saluti ci sono. Finito.